perché uno dei motivi principali degli incidenti alla guida degli ultimi anni è proprio l'utilizzo smodato dei cellulari alla guida. Sì, sì, perché comunque ormai ci si distrae facilmente, magari mentre uno guida, condivide una foto, mette un like, o addirittura si fanno degli incidenti perché uno si fa un selfie. Cioè, picciotti, non si possono fare incidenti per un selfie. Avanti. Senti, ma che morte di merda è? Cioè, ma che morte cretina è? Cioè, morire per un selfie non si può... È malafiura, cioè... È malafiura, questo... Ma poi ve lo immaginate cosa vuol dire arrivare in paradiso? Cioè, in paradiso è malafiura, cioè in paradiso c'è gente importante, ragazzi, Sì. c'è gente... In paradiso trovi soldati morti in guerra per la propria patria. Ci sono i gladiatori morti nelle arene per la loro libertà. C'è Gesù e lui è morto troppo bene, cioè lui è morto per salvare l'umanità, cioè proprio epico. Poi arriviamo noi, salve, no, ci siamo morti perché ci sto facendo un selfie. Lo so, Gesù, non mi guardare così, perché pure tu, se c'era Facebook, tu una croce, prima di fare, te lo posso assicurare. Dico, ma veramente l'ultima foto della nostra vita la vogliamo avere con la faccia e con la bocca a culo di gallina? No. No, quindi questo insomma è un messaggio che vi vogliamo lanciare, veramente dobbiamo imparare ad essere un po' più gelosi della nostra vita, a custodircela bene. E soprattutto essere fieri dell'epoca in cui viviamo, perché Sì. sarà bello un giorno poterla raccontare quest'epoca, magari ai nostri figli, magari ai nostri nipoti. Sì, abbiamo tutto il diritto di trovarci un giorno con nostro nipote e dirgli: ma tu lo sai che ai nostri tempi ci siamo ritrovati tutti a ballare rovazzi, cioè andiamo a comandare, va raccontata questa cosa. Sarà bello raccontare di storie d'amore nate per un like. Sì, noi dobbiamo raccontare che noi in realtà non facciamo delle semplici foto, noi in realtà immortaliamo emozioni e poi le condividiamo su Facebook, che è diverso. Però in realtà tutto questo va raccontato, ma per poterlo raccontare dobbiamo far sì di arrivarci, insomma, a poterlo raccontare sani e salvi. E bastano semplicemente le piccole precauzioni che vi invitiamo a prendere, ovviamente. Per esempio, mettere 2 auricolari mentre stai guidando. E farsi un selfie solo dopo aver parcheggiato. Perché essere figli non vuol dire guidare sfidando la morte. Essere figli vuol dire guidare avendo rispetto per se stessi e soprattutto per gli altri. Che frase di lusso! Complimenti! Che frase di Bravissimo! lusso!